Grandi finestre per far entrare la luce naturale su ogni letto, perché la cura passa anche attraverso il maggior benessere possibile per chi si trova in rianimazione. Un'attenzione in più alla persona che offre il nuovo reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Dolo nel Veneziano. Prima di tutto lo trovo fondamentale per i pazienti, chiaramente, perché sapete che il ritmo giorno-notte, il ritmo circadiano è fondamentale per i pazienti. E non ultimo, io penso sia fondamentale anche per chi ci lavora, per gli operatori, per il benessere, diciamo, delle persone. Prima di tutto metto sempre in prima linea il paziente, chiaramente, è fondamentale per il paziente, però anche per chi ci lavora è molto importante. Un reparto di 2000 metri quadrati ubicato al secondo piano del blocco est del nosocomio, l'edificio del pronto soccorso inaugurato 3 anni fa. Al terzo piano sarà realizzata la futura piastra operatoria. 9 posti letto, un investimento di 12 milioni e mezzo di euro. Noi abbiamo cominciato con il pronto soccorso, con 5 milioni per il pronto soccorso, siamo arrivati qui con 12 milioni, nel frattempo abbiamo speso altri 4 milioni e mezzo per l'area della radiologia, TAC e risonanza magnetica, stiamo bandendo e partendo con i lavori per 10 milioni sulle sale operatorie e 42 milioni per la parte servizi e degenza. Perciò direi che la Regione, utilizzando gli vari strumenti, intendo varie linee di finanziamento che vanno soldi propri del bilancio regionale e soldi del PNR o dell'articolo 22, ha messo in piedi questo ampliamento e questo soprattutto adeguamento della struttura. Non dimentichiamoci però che queste strutture devono funzionare e qui dentro ci sono tante brave persone che quotidianamente ci mettono impegno per poter dare il massimo alla nostra popolazione. È una struttura nuovissima, gli spazi sono molto confortevoli per i pazienti, soprattutto sono pazienti critici che vengono ricoverati nella terapia intensiva e anche per il personale che ci lavora chiaramente. È molto aggiornata dal punto di vista tecnologico e quindi abbiamo una tecnologia aggiornatissima e sicuramente ci renderà molto facile, molto confortevole per noi, per i pazienti soprattutto, il trattamento di questi pazienti.